Cos'è essere un capo? Un dirigente ha la deformazione professionale e quale che sia se non in comando, la direzione organizzativa della vita deve essere svolta da chi ha potere decisionale verso chiunque sia subalterno a me. Il capro espiatorio è sempre colui che sceglie di essere un mazzo di fiori gialli. Il narcisismo si trasforma. Man mano che l'essere diventa superiore per antonomasia, questo è sedurre e abbandonare. I commilitoni che non hanno capito che vanno incontro il destino ogni qualvolta escono dalla porta dell'azienda. Essere colleghi non dà alito a chi è superiore per essenza di stato d'animo. La donna prepondera e avanza ogni diplomazia, ma se il subalterno non esegue si ride e poi si deride e siamo diventati ironici. Finché il silenzio prende forma e lascia spazio alla noia e poi tristezza e così all'autonomia e si perde la grinta e si perde la voglia e si perde l'arroganza e si diventa coppia. Adulti si cerca altri spazi, ma si è vecchi e ci si adagia e si resta insieme se prima non finisce l'opportunismo. Quale che sia l'opportunità se non il benessere, l'equilibrio psicofisico, con lei o senza lei è uguale, intanto non mi manca niente. Eccoci sposati, ecco gli sposati, ecco i matrimoni, fallimenti protratti nel tempo e quando uno muore la disperazione della mancanza, la solitudine si fa sentire e si santifica il cadavere che da vivo era morto, i morti vivi, speranza.